Fiorentina. Ha sempre collaborato in modo molto intenso con il Comitato regionale UNPLI del Friuli Venezia Giulia. Devo però testimoniare, visto che sono presidente da diversi anni, che l'arrivo alla presidenza di Walter Pezzarini ha cambiato le cose. Certo, anche prima si collaborava, si lavorava insieme, però la nostra percezione era un po' di sentirci ai margini del territorio, e sicuramente come la nostra prova con molte altre, le piccole realtà erano un po' così messe da parte. Da quando Walter appunto è diventato presidente regionale, tutto questo è cambiato. Allora, ovviamente la crescita della Pro Loco non è che cresce da sola, cresce perché c'è un coordinamento, una collaborazione con l'amministrazione locale, ma soprattutto anche con il comitato regionale del Pro Loco. Con Pezzarini c'è sempre stato un rapporto di confronto reciproco, di collaborazione, e Pezzarini ha saputo aumentare il livello di professionalità, di serietà e di competenza del comitato e di conseguenza delle Pro Loco, e anche noi di questo non possiamo beneficiare. Ringraziamento chiaramente al vostro presidente Walter Pezzarini, persona con cui abbiamo condiviso molti anni insieme nell'UNPLI, che dopo diverse vicissitudini è riuscito a starmi ancora più vicino nelle attività, essendo entrato nella giunta nazionale. Una sua presenza sicuramente di grande rilevanza, una presenza da protagonista, con il suo modo di operare sempre molto preciso, garbato, professionale e volto sempre all'interesse delle nostre Pro Loco. Il Comune di Cudroico, l'Assessorato alla Cultura e l'Unione delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia condividono l'importanza di una valorizzazione e una promozione del territorio, delle sue peculiarità e delle sue tradizioni. L'Assessorato alla Cultura in particolare ritiene, e anche in questo c'è una condivisione totale proprio di mission, importantissimo valorizzare e supportare tutte le attività messe in opera dalle Pro Loco. Quindi Pro Loco che diventano un cardine per qualsiasi genere di evento, di manifestazione da portare avanti. È un sistema che davvero da diversi anni sta funzionando, ma soprattutto sta crescendo. I numeri parlano molto chiaro, abbiamo delle percentuali che sono superiori a quelle che è la media nazionale. È un sistema virtuoso, dico sempre, è un sistema in grado di mettere a fattor comune sia la parte economica, perché non dimentichiamoci che il sistema delle Pro Loco garantisce, oltre al volontariato, comunque anche consumi di enogastronomia, quindi prodotti, far conoscere i prodotti tipici della nostra regione, ma anche di attrattività turistica. Insomma, le nostre feste, le nostre sagre sono conosciute anche oltre confini, di conseguenza è un sistema assolutamente virtuoso guidato da un ottimo presidente. Il presidente Pezzarini è un presidente autorevole, è un presidente selettivo, ma è un presidente sempre unificante, con una grande attenzione alla qualità e alla sostenibilità degli interventi, anche alla sicurezza delle iniziative che vengono fatte, ma soprattutto, cosa che apprezzo molto, con la grande convinzione che questi risultati si possono raggiungere solo ed esclusivamente con un'adeguata formazione. 1520, quasi 1 milione di visitatori, un numero molto importante che fa delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia sicuramente un agente di comunità. Quello che mi preme dire è che non è solamente l'economico quello importante, ma l'elemento sociale, cioè la capacità di creare comunità nel territorio. 8 anni di crescita per la nostra segreteria regionale. Con Laura, Sonia, Barbara, Cinzia, Cristina, Marco e Alberto condividiamo gli spazi a Villa Manin, un gruppo ben affiatato dove la parola d'ordine è collaborazione, ma anche formazione, flessibilità, grande disponibilità e soprattutto dedizione ad un lavoro molto particolare, che non è solo un lavoro.
Sotto la guida del nostro presidente Pezzarini, in questi 8 anni la segreteria ha consolidato il proprio ruolo e siamo diventati veramente punto di riferimento per tutte le nostre associate. Le nostre associate che possono lavorare meglio, che possono lavorare più in tranquillità, ma se noi aiutiamo le nostre associate è anche vero che le nostre comunità stanno meglio. Sono stati 4 anni, direi, pirotecnici, perché abbiamo coinvolto ragazzi e ragazze di moltissime pro loco sedi di servizio civile e anche di consorzi. Sono stati 4 anni in cui abbiamo coinvolto anche formatori, persone del territorio, pro loco e volontari a tutto campo per formare i nostri ragazzi, coinvolgerli in progetti che hanno riguardato l'enogastronomia, percorsi culturali, percorsi di tradizione, di folklore, e quindi ogni ragazzo ha coinvolto giocoforza la propria sede per creare dei progetti e che fossero interattivi, che si sviluppassero sui social, sulla carta o addirittura anche su percorsi sul territorio.